Ecco, grandissimo Manuel che ha presente un ospite. Allora parola a te Manuel, buon pomeriggio di nuovo. Buon pomeriggio a voi, siamo con il sindaco Caruso. Sindaco, abbiamo ufficializzato le date, sappiamo che ci saranno anche tante amichevoli, insomma sarà un ritiro dopo questi 2 anni sicuramente molto più pregno di attività. Sì, lungo se vogliamo dal 23 al 6, quindi è un bel periodo e caratterizzato da 3 eventi amichevoli credo importanti, 2 quantomeno con squadre straniere abbastanza quantomeno di prima divisione, quindi insomma tutto si preannuncia per il meglio, quindi starà poi al mister definire anche il perimetro di accessibilità per le amichevoli, però credo che davvero partiamo con il piede giusto e ripristinando insomma, i piaceri del ritiro. Sarà un ritiro, come abbiamo detto, dal 23 luglio fino al 6 di agosto con tanti eventi, non solo le amichevoli, ma eventi per i tifosi. Sì, eventi per i tifosi, ne parlavo pure col mister in maniera più confidenziale affinché insomma, soprattutto i giocatori possano incontrare la stampa, possano incontrare il pubblico, quindi celebrare quei momenti che piacciono a tutti e che rendono veramente tangibile il rapporto con la squadra e con i tifosi. Sindaco, il Presidente si era preoccupato del terreno di gioco, che è successo? Nulla, non è successo nulla nel senso che noi abbiamo un periodo invernale cruento, lo sappiamo tutti, per cui le attività di manutentive iniziano a maggio e se volete vi mostro la foto di questa mattina. Vediamo anche la foto che stiamo per capire quello che è successo, perché De Laurentiis aveva chiesto delle delucidazioni sulla questione del terreno di gioco. Eccola qua, eccola qua. Eccola qua. Quindi il terreno è perfetto. Beh, come ho detto, di Serie A. Tanto avviso Vincenzo e Ciro che se hanno domande il sindaco vi ascolta ed è ibridato con voi. Si è parlato con De Laurentiis e con mister Spalletti anche prima di iniziare, insomma lei si aspetta che ci saranno a Castel di Sangro i vari Koulibaly, Mertens, se lo auspica anche per l'affetto che i tifosi hanno verso questi calciatori, beniamini ormai. Perché poi sono ragazzi che quando vengono lì veramente come sono a Napoli così sono a Castel di Sangro. Non sono mai sottratti a un momento di intimità che una volta si possono fare, ma vedo che soprattutto abbiano maturato un rapporto con la pazienza, quindi con la comunità della città di Napoli in maniera ideale. Certamente auspico che ci sia. Vincenzo, scusami, ti ascolta il sindaco. Manuel, siamo in chiusura quindi davvero laconicamente. Possiamo Sì. chiedere al sindaco Caruso, a parte un saluto, anche magari se volesse provare a svelare una progettualità qui in esclusiva a Calciopoli 24 TV che non ha avuto ancora modo di fare in queste ultime ore. Progettualità di cosa parli Vincenzo? Ma oltre questi 12 anni o di altre attività col Napoli? No, altre attività col Napoli e come dire, una chicca, diciamo così, per questo ritiro, se ce la può promettere qui in diretta. Guarda, io sono convinto che le squadre del Comune internazionale che sono gli argomenti che insomma, rilevano nella giornata e nel ritiro che arrivi questa di qualche società francese, qualche società spagnola di prima divisione. Insomma, adesso iniziamo la caccia quindi al magari qualche giorno. Grazie mille, grazie ancora. Grazie.